Sindaco Walter Orsi, intanto grazie per averci ricevuto. Vorremmo fare un po' il punto su questa questione delle pietre d'inciampo, che poi tanto pietre d'inciampo non sono. Io ricostruisco rapidamente quello che è successo, poi lei dirà quello che è. Il 25 di novembre c'è un consiglio comunale in cui viene presentata una mozione del PD che chiede che il comune di Schio adotti le pietre d'inciampo per 14 deportati nei campi di concentramento tedeschi. A questa mozione presentata dal PD da Dalla Vecchia fa seguito subito un emendamento di Alex Cioni che chiede che l'iniziativa venga estesa anche alle 54 vittime dell'eccidio di Schio. Esatto. Ricordiamo per chi ci vedesse che sia il PD che il gruppo di Alex Cioni non fanno parte della maggioranza che sorregge la sua giunta. Ecco, succede che il Consiglio Comunale, in cui diventa importante la posizione della maggioranza, bocci sia la mozione che l'emendamento, e qui le polemiche sulla negazione da parte di Schio della possibilità di mettere le famose pietre d'inciampo. Io le chiederei di fare intanto di spiegare ai nostri lettori, io lo so, lei lo sa, ho visto, cosa sono realmente le pietre d'inciampo, intanto. Pietre d'inciampo sono un'operazione culturale che è stata adottata da un artista tedesco e volge a installare di fronte all'ultima abitazione certa scelta volontariamente da quei deportati vittime delle leggi razziali che non sono più rientrate dai campi di concentramento, quindi sono decedute nei campi di concentramento. Ecco, Dalla Vecchia ha citato 14 nomi come deportati in Germania e Cioni ha citato 54 nomi come vittime dell'eccidio. Di quei 14 deportati, quanti rientrano tra quelli a cui la pietra d'inciampo è applicabile in base alla normativa appunto che è legata a un copyright di questo artista tedesco? Dai nostri approfondimenti. Quindi essere ebrei, essere deportati per motivi razziali, perché si era gay, perché si era quindi le leggi le persone che contravvenivano alle leggi razziali. Certo, uno solo dai nostri approfondimenti. Questo è soltanto per ricostruire un pochettino. Ecco, la sua posizione la può chiarire, perché viene fuori sui giornali e anche da parti politiche, il Presidente della Regione, così è una condanna generalizzata di Schio perché si sarebbe opposta al ricordo degli ebrei e dei deportati per motivi razziali. Allora, la posizione della maggioranza è stata una posizione molto soft, proprio per cercare di non rischiare di scivolare in una strumentalizzazione che poi probabilmente qualcuno invece ha colto a regola d'arte. E dai nostri approfondimenti che sono stati fatti preventivamente al Consiglio Comunale, abbiamo appunto evidenziato questa disparità tra i deportati, proprio perché questo tipo di iniziativa è volta solo a una parte, cioè coloro che sono stati vittime delle leggi razziali, come diceva lei poc'anzi. Abbiamo però colto, e quella è stata la parte che forse è stata strumentalizzata nell'intervento che è stato concordato con la maggioranza intera, e cioè che questo tipo di temi purtroppo molto spesso vengono strumentalizzati, e visto che questo documento, il documento del PD, la mozione del PD, è arrivata proprio in linea con la polemica che è scoppiata a Roma, che ha riguardato anche una senatrice la Segre, si dice Segre. È stata vista un po' anche sotto questo punto di vista. L'emendamento arrivato da Cioni ha mostrato ancora effettivamente come ci sia poca conoscenza di questo tema e di come i temi della Seconda Guerra Mondiale e i postumi della Seconda Guerra Mondiale dividono ancora questa nostra città, che è una città particolare, che ha vissuto dei percorsi particolari. Noi non abbiamo mai detto che le pietre d'inciampo sono divisive, così è stato citato, ma abbiamo citato alle forze politiche che si dividono su questi temi, al posto di fare un percorso che volge a ricordare tutte le vittime, ma comunque di portare avanti un percorso di riunificazione, ed è per questo che abbiamo citato anche le parole della senatrice Segre in Consiglio Comunale. È solo riunificando le comunità
che si può evitare il rischio che gli estremi riprendano il sopravvento. Ecco, sottolineato un fatto che è corretto, cioè la pietra d'inciampo in questo caso era comunque utilizzabile soltanto probabilmente per una vittima delle deportazioni, che non è poca cosa perché la conoscenza aiuta anche a pesare quello che si è deciso. Non c'è stato un no a 14 pietre d'inciampo, andiamo sul pratico, eventualmente c'è stato un no, chiamiamolo netto, anche se poi non è stato specifico, per un deportato, non che uno sia meno importante di 14, però tanto per precisare non erano le pietre d'inciampo, perché poi le pietre d'inciampo seguono una certa regola e qualunque cittadino e qualunque politico basterebbe che facesse una piccola digitazione su Google per capire cosa sono le pietre d'inciampo, che non si possono mettere così con estrema libertà e così via, e con tutto il rispetto per queste comunità. Il tema allarghiamo un po' il fronte. Ischio è stata una delle città in cui è più sentito ancora oggi questo tema della divisione tra due fronti, in Italia prefascista, fascista, in Italia post-fascista. Adesso senza fare analisi erudite, ricordando anche, ci tengo a ricordare che mio padre è stato deportato in Germania, ecco, la polemica comincia a venire fuori quando non si divide l'Italia in tutti i buoni, i partigiani, e tutti i cattivi, i fascisti. Un libro famosissimo di Giampaolo Pansa, che suscitò scalpore, Il sangue dei vinti, cominciò a dire: la guerra è terribile e i morti ci sono stati da entrambe le parti, con atti efferati da una parte e dall'altra. Schio è un po' un esempio, perché l'eccidio di Schio, non facendo dimenticare tutto il male che ha fatto il fascismo, è comunque una reazione omicida a una fase storica che comunque ha portato dei morti anche per mano dei partigiani. Sì, questa è una pagina della nostra comunità. Si dice proprio che fu uno dei fortunati che riuscirono a rientrare dai campi di concentramento, che riportando quello che aveva vissuto animò una parte, diciamo, della città, e da lì poi ne scaturì l'eccidio avvenuto al termine della guerra. Questo non va a giustificare nulla, non bisogna mischiare poi comunque i temi, perché una cosa è l'Olocausto, una cosa è la Shoah, che ha dei tempi più lunghi rispetto a quello che la gente immagina e identifica esclusivamente all'interno della Seconda Guerra Mondiale. Altre cose sono poi le reazioni che hanno portato a commettere ulteriori crimini. Questa città ha effettuato un percorso importante negli anni passati, un percorso di riappacificazione che ha portato a figgere anche una targa marmorea a ricordo anche dei 52 cittadini che sono stati trucidati all'interno dell'ex carcere. Questo è un tema che ogni anno però comunque nella giornata del 7 luglio torna a infiammare la città. La posizione qui non c'è nulla non deve avere, su questi temi non bisogna avere nulla di politico, secondo me, o di partitico. I percorsi di riappacificazione dopo oltre 75 anni sono un percorso dovuto, perché oggi bisogna non dimenticare quello accaduto, ma rimettersi insieme per porre le basi per andare avanti veramente e portare avanti questo nostro paese. Io sono rimasto offeso quando mi sono visto etichettare la targa dell'amministratore che nega una delle pagine più nere della storia dell'umanità, assolutamente. Come diceva lei, anche la mia famiglia ha avuto un deportato a Mauthausen. Io lo ricordo solo nella voce di mio padre. Questa città ricorda ogni anno il giorno della memoria, con celebrazioni, con attività. L'anno prossimo è previsto anche una cosa molto particolare che coinvolgerà anche gli studenti, proprio perché noi non dobbiamo dimenticare quello accaduto, perché quello deve essere un insegnamento per evitare che certi estremi diventino veramente, si allarghino nelle nostre società e possano eventualmente ritornare. Allora, ringrazio il suo chiarimento e le vorrei lasciare in omaggio un nostro libro
su Quirino Traforti, è un libro scritto da un comunista, Giorgio Langella, che lei ha conosciuto quando abbiamo presentato il nostro libro di Langella qui in una sala comunale, in cui fu presente a tutta la narrazione di questo libro, che era il libro sulle morti della Marlane Marzotto. Esatto. Lei fu presente, rimase fino in fondo e si intrattenne anche a parlare con l'autore Giorgio Langella, ecco, è un altro libro che abbiamo editato noi per Langella, è un libro su Quirino Traforti. Quirino Traforti è un partigiano, che è morto da qualche anno, partigiano di Valdagno, che però, ecco, le ricordo questa sua frase in modo che magari lei possa chiudere. Partigiano quando tutti erano fascisti, o quasi tutti, che poi una parte di quelli sono passati dall'altra parte, si salvò per miracolo da un'esecuzione, poi divenne un famoso sindacalista che lottò contro le ingiustizie nell'ambito delle fabbriche della Marzotto, ma a fine guerra c'è un episodio che viene raccontato, a fine guerra gli viene chiesto di far parte di un plotone di esecuzione di ex fascisti a Valdagno, e lui si rifiuta, pur essendo un partigiano che aveva usato le armi da partigiano, si rifiuta di far parte di questo plotone di esecuzione, dicendo che la guerra aveva sparato abbastanza, la guerra era finita, bisognava cominciare a ricomporre, e che certi plotoni composti da ex fascisti contro altri fascisti non rientravano nella sua visuale. Io glielo omaggio questo libro, se lei me lo consente, che forse può essere un po' un altro elemento in cui un partigiano vero dice: la guerra è finita, vediamo un po' di ricostruire un percorso comune. È un messaggio importante. Quando ricordiamo la storia, non dobbiamo dimenticarci che noi la ricordiamo ai giorni attuali. Quello che non possiamo ricordare o ricostruire sono gli animi, i patimenti, le sensazioni, le emozioni del tempo, perché non c'eravamo. Il messaggio che Quirino Traforti di Traforti che lancia con questo libro, io accetto ben volentieri, è un messaggio molto importante. Non dimentichiamo gli orrori, ma non dimentichiamoci che la guerra è finita. E per non farla ricominciare forse è il caso di diventare finalmente un corpo unico. Esatto. Nelle differenze di opinioni. Nelle differenze di opinioni, che sono il vero valore della politica, e nell'approfondire i temi, perché la superficialità galoppa nella nostra comunità. E in un comune vicino al nostro la richiesta di cittadinanza onoraria alla senatrice Segre ha avuto il voto contrario della stessa forza politica che ha presentato la mozione a Schio. Qua non si capisce. Questo parla di Bassano, lei, o mi sbaglio? Parlo di Bassano. Va bene, io la saluto, la ringrazio e alla prossima. Grazie. Sperando che sia un'occasione anche più allegra. Grazie.